Partita è stata? Poteva andare meglio, però bisogna sostenere la squadra. Alla fine abbiamo fatto il nostro. Peccato per Lindstrom che è entrato male, però dobbiamo continuare a sostenere. Grande Collini che è venuto sotto il settore a sostenere e a supportare. Bisogna supportare, continuare a supportare, tutto qua. Onore a voi che vi siete fatti sentire, avete risposto anche ai cori soliti. C'è delusione però per la partita, si poteva fare qualcosa in più forse? Allora, delusione no, perché effettivamente le assenze erano veramente tante e in questo momento è tutto oro colato quello che viene, quindi dobbiamo aspettare che torna Anguissà, che recuperano qualche infortunato e poi possiamo iniziare di nuovo a macinare un po' di gioco eccetera, però in questo momento qua è veramente difficile senza i giocatori essenziali, Osimhen, Anguissà, i difensori, i centrocampista Ma caccia palle però, bisogna cacciare le palle, ragazzi. Ma tu hai detto che avevi qualcosa da dire. Io Ti immaginavo più energico. se posso dire, i tifosi laziali sono stati meno razzisti verso i napoletani rispetto ai romanisti, tutto qua. Questo ci tengo a dirlo, ci tengo a dirlo. Tra l'altro brutto episodio nel momento in cui lo speaker ha annunciato il giorno della memoria, fischi da parte dei tifosi laziali, che è inqualificabile. Tornando sul Napoli, nel secondo tempo, sensazione mia, avevamo la possibilità magari di inserire Ngong per un difensore, farla un po'. Doveva entrare un po' prima, perché poi è bello, stava in giornata, si è visto, cioè un ragazzo che è in forma, è entrato bene, c'aveva la cazzimma. Peccato, ripeto, peccato per Lindstrom e Mazzarri deve svegliarsi un po' prima. Però va bene Walter, ti sostengo, ti sosteniamo tutti, ti vogliamo bene Walter, va bene così. Comunque, prima di lasciarvi andare, è sicuramente un match dove potevamo portare a casa sperare di portare a casa qualcosa in più, ma no, per la lotta Champions. Quanto è difficile ad oggi questo quarto posto? Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché è importante non aver perso, perché se perdevamo la Lazio se ne andava. Adesso siamo a 4 punti, la Fiorentina non penso che reggerà quel ritmo, l'Atalanta quindi abbiamo anche lo sconto diretto in casa, quindi ti ripeto, aspettiamo che tornano i giocatori che mancano, infortunati e i nuovi acquisti che entrano in gioco e vediamo. Potevamo fare di più, ma potevamo anche non prendere nulla, come è successo fino a 2 settimane fa. Diciamo che già da 2 settimane fa ad oggi, partite di Supercoppa, e oggi già si è visto un Napoli non come l'anno scorso, non lo vedremo per un po', però che abbia, diciamo, cognizione di causa in campo. Domenica tutti a sostenere contro il Verona, però con delle ribattezze, ti ripeto, poi ci manca Osimhen, parliamoci chiaro. Sicuramente ragazzi, vi lascio andare, vi chiedo solo un giudizio al volo per quel poco che l'abbiamo visto dei nuovi. Bello, Den Donker là, non so come si pronuncia, è entrato un po' diciamo non benissimo. Gongia ha fatto il pazzo, ma ha fatto le corna da dietro. No, ha fatto l'ok, ok. Gongia è entrato bene, cioè è forte, veloce, tecnico, speriamo bene. Però Mazzocchi non ha rotto nessuno, quindi bravo Pasquale. Questo è l'importante. Però domenica tutti a sostenere contro il Verona, a insultare Giulietta, tutti a insultare Giulietta domenica. Domenica ci vediamo allo stadio, sì, magari non ci sono io, credo ci sarà Marco, credo Pasquale, ci vediamo allo stadio. Forza Napoli. Grazie Napoli. Grazie ciao ragazzi, grazie mille. Siamo in diretta su Calcio Napoli 24, lo trovi anche su YouTube. Ciao. E gli amici li reclamano per tornare, Ciro. Intanto, insomma, usciti, ti ripeto, i tifosi del Napoli, gran parte dei tifosi, come al solito, insomma, si aspettano i 30-40 minuti dopo chiaramente l'uscita dei tifosi laziali per, diciamo, dividerli un po'. Vieni. Venite senza vergognarvi. Tifosi del Napoli dal Belgio. Dal Belgio? Sì. Ah, wow. Siete arrivati per la partita specificamente o eravate in vacanza? Sì, solo la partita. È un momento un po' difficile per il Napoli, no? Un po' più difficile. Questo è vero. Ma ci chiediamo una cosa. Sì. Perché Zielusi si gioca ancora? Perché è ancora in campo? Ha giocato male? Ha giocato maluccio? Un fantasma. Non è più Zeniti.
Cosa fareste voi? Cioè lo mettereste fuori rosa, lo vendereste a gennaio? Primavera. Tribuna? Tribuna. Tribuna. Sì. Sicuramente era una situazione di emergenza. Io credo abbia giocato perché in questo momento non ci sono centrocampisti. Meglio Gaetano di lui. Si poteva Adesso. mettere Gaetano, Ngonge, si poteva A mettere... proposito di Ngong e Den Donker, voi che vivete lì, insomma, magari li vedete anche. Secondo me Dendonker ha fatto una buona partita, è ben entrato. Pure in gong. Ngong poteva entrare anche prima, secondo me. Sì. Questo. Dendonker non ha perso nemmeno un duello, li ha vinti tutti. Sicuramente 0-0 con la Lazio in questo momento è un po' punto deludente. guadagnato con le assenze. Un voto al mercato, se ve lo posso chiedere. Comunque il Napoli a gennaio con Neuen Perez in arrivo fa È stato 5 compreso acquisti. solo d'inverno. Solo d'inverno. 7. 7 Il mercato è bello, è la prima volta che facciamo a gennaio. un Così. bel mercato così. Un voto che voto daresti? 7,5. 7,5? 7. 7? Io 6 perché secondo me si poteva fare di più, soprattutto a luglio ed agosto perché uscendo da campioni d'Italia è una situazione molto triste perché secondo me poi il presidente aveva l'opportunità di fare una squadra campioni d'Italia ancora più forte dell'anno scorso e tutti quanti noi siamo rimasti un po' delusi perché c'era veramente l'opportunità di aprire un ciclo e non l'ha fatto perché noi non lo sappiamo, perché non siamo all'interno della squadra e della società, però noi tifosi che sai, devi capire che noi siamo del Belgio. E seguite il Napoli immagino spesso. Fate sacrifici. Ma da dove venite precisamente, dal Belgio? Allora, noi siamo del Monza. Ok. Abbiamo creato questo Napoli Club Belgio e ogni tanto noi ci facciamo una trasferta. Bello. Però il presidente, secondo me, ha fatto delle cose belle, ma poteva fare di più. Quest'estate poteva fare di più. Voto al mercato solo da invernale? 5? 5, sono solo felice per le arrivate delle belghe. Alla fine sono deluso per Lazar e Samardzic. Questo lo aspetto ancora. Ci speri? Magari negli ultimi giorni. Non arriverà mai, costa troppo, costa troppo. Io ci spero per giugno. Ragazzi, grazie. Almeno con questo mercato, anche se i giocatori che abbiamo comprato non sono i più forti, si vede che De Laurentiis sta provando di fare qualcosa per rialzare la squadra. È troppo tardi. Vi posso chiedere come si dice Forza Napoli in belga? Cosa si dice sempre così? Sempre Forza Napoli, che... Me lo dite forte. Forza Napoli! Forza Napoli! Sempre. Grazie ragazzi, buon rientro. Roma merda! No. Ciao ragazzi, buon rientro. Allenap si può dire. Allenap. Allenap. Nap. Napoli in francese perché da dove veniamo noi si parla nato francese, francese? Ok. si dice Naples. Voi dove siete preciso? Io a Liegi, loro sono da Monza, Charleroi, ma io da Liegi, sono il solo del gruppo a essere da Liegi. Ok, lato più francese, si parla più francese lì. No, pure da loro. Pure da si loro, parla. pure da loro. Grazie mille, buon rientro. Grazie. Ciao. Insomma, anche un po' di tifosi dal Belgio per seguire il Napoli. Loro sì che fanno i sacrifici, direi che veramente loro sono quelli che fanno i sacrifici per seguire il Napoli. Ciro, dimmi se mi ascolti.